Ben ritrovati anche con A Voi la Linea, mattinata di festa presso la sede dei Vigili del Fuoco di Udine per la celebrazione di Santa Barbara, un'occasione per fare il bilancio dell'attività operativa piuttosto intensa, con oltre 8.000 interventi effettuati in tutta la provincia di Udine. Aumentati in maniera sensibile i soccorsi per incendi e allagamenti. Dalla Regione in arrivo 200.000 euro a sostegno dei distaccamenti volontari di Lignano e di Grado. Sono con Giorgio Basile, comandante dei Vigili del Fuoco di Udine. Allora, comandante, una Santa Barbara un po' più libera, visto che le restrizioni Covid si sono un po' allentate, in questi casi si danno i numeri. Che anno è stato? Beh, un anno importante, quello 2022, che ha risentito senz'altro dello strascico del Covid. Però l'allentamento di questa situazione ha comportato anche un aumento dell'attività produttiva su tutto il territorio e quindi ovviamente anche con un maggior numero di interventi. Maggiori interventi soprattutto per quanto riguarda gli incendi boschivi e quindi per gli incendi di interfaccia. Abbiamo circa il 32% in più di eventi di incendi boschivi e di altro genere di attività produttive rispetto al 2021, quindi un'attività molto importante, e un 20% in più di interventi legati agli allagamenti, quindi problemi legati alla siccità da una parte e d'altra parte problemi agli allagamenti. Comandante, sono arrivati dei mezzi nuovi, c'è ancora il problema della carenza del personale, che è un problema che coinvolge un po' tutta Italia. Sì, la carenza di personale coinvolge un po' tutta la pubblica amministrazione e noi come Vigili del Fuoco non siamo da meno. La carenza è oggettiva anche al comando di Udine e speriamo che nel prossimo futuro riusciremo a colmare questa carenza. Quante unità mancano? Adesso circa una cinquantina di operativi. Ecco, il ruolo dei volontari. Beh, il ruolo dei volontari in genere, ma soprattutto nella realtà di Udine, è fondamentale, quindi riusciamo a integrare l'attività dei Vigili del Fuoco permanenti con l'attività dei Vigili del Fuoco volontari, in modo tale da riuscire a coprire tutto l'ambito della provincia di Udine in maniera fattiva. Assessore Zilli, sotto l'albero di Natale i Vigili del Fuoco, in particolare 2 distaccamenti, grazie a un intervento della Regione, trovano qualcosa di importante. Sì, non è un regalo, è un impegno necessario per presidi assolutamente utili per il nostro territorio. Si tratta dei presidi di Grado e di Lignano, che ottengono nel triennio 210.000 euro ciascuno per le sedi e le attività che vengono svolte su questi territori. Qui, come in tutta l'area regionale, i presidi importanti e irrinunciabili dei Vigili del Fuoco servono non solo per intervenire nel momento delle necessità e dei soccorsi, ma anche per quell'opera di prevenzione che è tanto utile per evitare situazioni drammatiche. Senta, una cifra che verrà spesa, diceva, nel triennio? Sì, nel triennio, perché noi adesso stiamo lavorando appunto al bilancio triennale e questo è il primo elemento di finanziamento che è stato garantito su proposta del collega Roberti e che come giunta regionale abbiamo assolutamente accettato. Presidente Zanin, riguardo all'episodio, alla tragedia di Ischia, lei ha detto è ora di finirla, di trovare mezze parole. Oggi siamo qui a Santa Barbara a celebrare l'impegno, lo sforzo dei Vigili del Fuoco, che sono sempre in prima linea in un paese molto martoriato dagli eventi che insomma molte volte sono anche prevedibili, no? Che bisogna poi dopo interveniamo sempre nell'emergenza, bisogna intervenire nella fase di prevenzione, cioè non ci sono più scuse. Alcuni luoghi che sono in qualche modo impraticabili, che nel tempo sono stati violentati da parte dell'uomo attraverso la costruzione di edifici dove non devono essere costruiti, bisogna che in qualche modo si intervenga per mettere in sicurezza le vite umane prima di tutto e per non dover piangerle dopo, e quindi non essere bravi nella fase della ricostruzione dell'emergenza, che va bene, siamo bravissimi, i Vigili del Fuoco sono bravissimi, bisogna essere bravi nella fase della prevenzione, perché vuol dire salvare vite umane. Partono a Grado l'8 dicembre con l'accensione dell'albero gli eventi di Nadal de Oro, il programma natalizio che coinvolge anche le vicine comunità di Aquileia e Terzo d'Aquileia. Vice Sindaco, un programma ricco di eventi per queste feste di Natale con il clou la notte di Capodanno. Sì, quest'anno abbiamo puntato tantissimo, siamo andati da fare, volevamo proprio renderlo più ricco degli altri anni, proprio appunto, diciamo che gli altri anni grazie alla pandemia non è che si è fatto molto, no? Però quest'anno abbiamo voluto proprio riempirlo
riempire, fare una ventina di giorni intensi proprio e anche con vari step, cioè il nostro intento era incominciare con i bambini e le famiglie per arrivare ai più giovani con concerti, con cose, quindi cercare di accontentare un po' tutti, ecco. Avete puntato anche sulle frazioni quest'anno? Sì, questa è una cosa nuova, non venivano, non voglio essere sgarbato, no? Non venivano proprio calcolate perché c'era sempre questa se vogliono vengono a grado. Non è quello, le frazioni sono importantissime, sono delle favolose comunità ed è importante fargli capire che anche per loro è Natale, non solo per noi in centro, diciamo, no? E quindi abbiamo voluto lavorare tantissimo. Chiaramente Fossalon è una grande comunità e avrà più spettacoli di Boscat, no? Perché è più piccola, però ci siamo dati da fare e penso che riconformeremo ogni anno minimo quelli che facciamo quest'anno, minimo. Ultima cosa, c'è questa collaborazione con Aquileia e Terzo d'Aquileia che può essere anche uno spunto per il futuro. Sì, questa è una cosa che veniva fatta già dall'amministrazione precedente, noi l'abbiamo voluta continuare, però vogliamo radicare ancora di più, perché per noi è importante il territorio, come dicevo prima appunto sulla conferenza stampa, è importantissimo vendere, anche se la parola non è piaciuta al sindaco di Terzo, vendere il territorio, cioè la gente deve rendersi conto di tutte le peculiarità che abbiamo, no? Quindi anche questo Natale verranno giù proprio le cantine, per dire come dicevo prima, da Terzo, da Aquileia per presentare i loro prodotti, proprio per incominciare a lavorare sul territorio già nel periodo natalizio. Sindaco, Terzo d'Aquileia quest'anno partecipa alle iniziative di Natale di Grado, anche da voi ci saranno delle cose da vedere. Hai voglia, andando sul territorio, intanto ringraziamo Grado per l'accoglienza e perché ogni anno ci dà la possibilità di farci vedere in questa occasione di Natale. Abbiamo dei presepi interessanti, il presepio di San Martino, che è gestito appunto dagli amici del presepio, un presepio all'Anfora, la pizzeria, faccio pubblicità, ma comunque è lì che si trova, poi ne avremo 2 in chiesa, uno in piazza. Sì, abbiamo piccole cose che però quando un turista ha finito di fare il giro di Grado si fermi pure a Terzo d'Aquileia a vedere i nostri piccoli presepi, che sono importanti anche quelli. Ecco, queste iniziative possono essere così un lancio anche per una maggiore collaborazione in futuro. Come sempre Terzo d'Aquileia promuove assieme a Grado, Aquileia, Ruda, Fiumicello e quant'altro ancora tutto il territorio, perché è importantissimo, vivere di questo territorio è importante, non dobbiamo chiuderci nei nostri piccoli campanili, ma dobbiamo sempre allargarci e trovarci, discutere e trovare, perché che ci collega a Grado è una strada. Se ne parla di strade nuove, si parla di territorio da usare per fare infrastrutture, si parla di tante cose. Dobbiamo parlarne, solo parlandone non riusciremo a saltarne fuori da questa situazione. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo qua tra poco. Seconda parte di A Voi la Linea. Per sensibilizzare la popolazione, soprattutto quella anziana, e contrastare le truffe, Prefettura e Comune di Pordenone hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede un'attiva informativa, anche un supporto psicologico per chi è vittima di raggiri. Sempre più spesso gli anziani, ma non solo, finiscono nel mirino dei truffatori, raggirati proprio dove dovrebbero sentirsi più al sicuro, tra le mura domestiche. Ma le truffe assumono anche i contorni informatici, colpendo al PC o sul telefonino. Per questo Prefettura e Comune di Pordenone hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede campagne informative, punti d'ascolto e spettacoli teatrali per sensibilizzare le fasce più deboli, grazie a finanziamenti ministeriali. Sono delle iniziative informative nei confronti della popolazione in generale,
generale, soprattutto rivolta alle fasce deboli, ma in generale rivolta a tutti, perché prendiamo atto che in un momento in cui le varie statistiche dei fatti criminosi tradizionali sono in diminuzione, ci sono invece dei reati tipici e particolari che in realtà sono in continuo aumento. Per cui noi abbiamo il dovere di individuare iniziative e progetti di prevenzione che mirano a far innalzare le difese nella popolazione. Iniziative come questa del Comune di Pordenone, che è concertata in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che va a integrare l'iniziativa già assunta dalla Guardia di Finanza dell'istituzione di un ufficio di consulenza e di informazione per quanto riguarda le truffe online, oppure l'iniziativa della Polizia di Stato degli opuscoli distribuiti di fronte alle chiese, oppure le iniziative attuate dall'Arma dei Carabinieri nei vari territori comunali, sempre per sensibilizzare la popolazione su queste nuove forme di aggressione che noi miriamo a contrastare. Le forze dell'ordine presenti all'incontro continuano nell'attività di controllo del territorio. Noi già da quest'estate abbiamo fatto un'attività di prevenzione, proprio di una campagna di informazione per prospettare ai cittadini quali potevano essere i casi in cui dietro un comportamento apparentemente gentile e garbato si nascondeva invece un tranello e una truffa. Purtroppo dobbiamo fare grande attenzione, essere un po' diffidenti nei confronti di chi si avvicina per chiedere anche le cose più strane e più assurde. In particolare la popolazione più anziana, quella più fragile, che è più ben disposta verso il prossimo, purtroppo è quella che più spesso cade nella rete dei truffatori. Truffe in aumento anche dal punto di vista informatico? Ma assolutamente, questa è una cosa che riguarda qualsiasi fascia della popolazione ed è un reato, la truffa informatica, che ha purtroppo un trend assolutamente in salita. Fare attenzione a dove si naviga, attenzione a quello che viene chiesto, se viene chiesto di dare l'IBAN, viene chiesto di dare i numeri, i codici con cui si ha accesso al proprio conto corrente, mai darlo, mai, nella maniera più assoluta. Nessun istituto di credito fa delle richieste di questo tipo via messaggio, via internet o con un WhatsApp. Non c'è mai questa possibilità, quindi stare attenti, diffidare sempre e non fornire dati riservati in maniera così azzardata. Il Comune, anche attraverso la polizia locale, è in prima linea. Come ricordava il prefetto, i reati predatori classici sono in calo, invece stanno aumentando quelli più insidiosi e anche più odiosi, legati alle truffe, ai raggiri, che possono avvenire direttamente in casa oppure attraverso strumenti come internet o il telefonino. Stanno aumentando e il nostro dovere è quello di informare, formare, educare il cittadino, soprattutto quello più vulnerabile, quello magari più anziano, a proteggersi da questo tipo di attacchi. Significa quindi attività formative che verranno fatte appoggiandosi ad associazioni, a parrocchie, a sodalizi, quindi per poter incontrare quanta più gente possibile, sicuramente la stampa di materiale informativo, anche iniziative nuove come rappresentazioni teatrali per far vedere fisicamente a quello a cui si può andare incontro, e anche il supporto psicologico, perché una persona anziana che è vittima di una truffa poi cade in uno stato depressivo e di angoscia che noi dobbiamo assolutamente eliminare. Ci agganceremo ovviamente a iniziative già esistenti, per esempio allo sportello della Guardia di Finanza in congedo che dà supporto ai cittadini e alle attività già operative della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Come diceva, la popolazione è sempre più anziana, quindi diciamo sempre più persone sono un po' a rischio, però non solo, perché anche un'altra fetta della popolazione può essere interessata. Ma sicuramente, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti informatici o presunti tecnici che si presentano al cancello di casa per proporre contratti di bolletta energetica o cose svariate. E devo dire che non riguarda solamente gli anziani, io stesso talvolta di fronte a delle offerte che arrivano via telefonino o via internet non so distinguere quella che è una cosa onesta da quella che è una cosa disonesta. Questa attività formativa infatti serve proprio per garantire strumenti di prevenzione, evitare di cadere in quelle truffe e, se ci cade, avere tutto il supporto necessario dal punto di vista morale. Nell'anno del centenario dedicato a Pierpaolo Pasolini, anche il Comune di Gemona dedica diversi appuntamenti, in particolare alla Cineteca del Friuli con la mostra Il cinema di Pasolini visto dai manifesti, in programma dal 17 dicembre. Oggi la presentazione in sede della Regione a Udine. È una bellissima iniziativa che fa il Comune di Gemona, che si sta caratterizzando tra l'altro per delle interpretazioni particolari che dà sulle nostre tematicità,
l'aveva già fatto con Dante, lo fa oggi con Pasolini e lo fa con un artista del nostro territorio che si chiama Emanuele Barison, che è noto per essere il disegnatore di Diabolic e di Tex, ma che ha fatto, non so se si riesce a riprendere, ma è molto bella questa immagine, che è l'icona degli eventi pasoliniani che faranno Gemona. Mi sembra una bella conclusione dell'anno pasoliniano, che ci ha visto decisamente protagonisti. D'altra parte era dovuto da parte nostra, oltre che come dire, sentito e meritato, e lo fa utilizzando anche l'arte di una persona che conosce benissimo Casarsa, conosce benissimo Sacile e tutti i luoghi nei quali Pasolini ha vissuto e creato. Flavia Virilli, l'assessore alla cultura del comune di Gemona, ha un evento che vuole chiudere l'anno dedicato a Pasolini ed è piuttosto interessante. Sì, questo evento è l'occasione per mostrare una collezione davvero unica di proprietà della Cineteca del Friuli, che di fatto custodisce tesori incredibili ma difficilmente li mette in esposizione. Quindi questa sinergia fra comune e Cineteca spera anche di essere un primo di una lunga serie di eventi dove si potranno appunto ammirare questi cimeli che la Cineteca conserva. È un modo particolare di ricordare Pasolini, ma anche in linea un po' con le iniziative nazionali. E una chicca, se posso raccontarla, è che ci saranno in esposizione degli abiti di scena dal film Medea, che si possono ammirare a Gemona in questo momento o a Roma al Palazzo delle Esposizioni. Quindi anche questo è una piccola curiosità per far capire che anche nei centri meno importanti, come può essere una capitale ovviamente, si può fare cultura in maniera molto profonda, interessante, creando economia di valore. Un po' questo è lo spirito che anche la Regione ha colto e ci ha sostenuto, e quindi ringrazio tutti i partner, anche prestigiosi, dalla Scuola dei Mosaicisti Friulani al punto George Eastman Museum anche di New York, che ci ha fatto avere delle fotografie, ma avete modo di leggerli e di apprendere l'apporto di tutti, però è un modo appunto per creare anche dibattito, riflessioni su una figura sicuramente controversa ma interessantissima come quella di Pasolini, che nel cinema ha dato tanto, e avrete modo di comprenderlo scorrendo questi 4 piani di manifesti e locandine stupendi. Presentata nella sede della Regione a Udine anche la nuova edizione di Presepi FVG, la tradizione prende forma, sono 2100 le natività presenti in tutta la Regione, con un unico messaggio, quello di pace che il presepe emana da oltre 2000 anni. Ritorna Presepe il Friuli-Venezia Giulia, è già partita la rassegna, Presidente? Sì, la rassegna è già partita, il contenitore con diverse iniziative che stiamo portando avanti già da diversi anni, in primis l'iniziativa con le scuole primarie e dell'infanzia. Abbiamo coinvolto quest'anno un gruppo di insegnanti per studiare insieme un nuovo regolamento. Abbiamo individuato anche un tema da portare ai bambini, un Natale di pace. Credo che questo sia un messaggio molto forte, soprattutto in questo periodo. Abbiamo avuto dei numeri straordinari, 73 scuole fra infanzia e primari che hanno aderito a questa iniziativa. Se pensiamo che prima della pandemia il numero più alto era 51, vuol dire che abbiamo fatto veramente un grande lavoro. Saranno premiate 6 scuole, io non vorrei essere di commissione, anzi lo sarò, per fare questa valutazione, perché so che sarà difficile su 73 sceglierne solo 6. L'importante è il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità locali. Abbiamo notizia che le scuole fanno in certe realtà il presepe nelle piazze o nelle chiese, proprio uscendo dalla scuola. Le premiazioni le faremo direttamente nelle scuole, perché è giusto che venga riconosciuto questo lavoro che gli insegnanti stanno portando avanti con grande passione e con grande dedizione. C'è poi il concorso anche con il settimanale Il Friuli, dove saranno pubblicate tutte le fotografie dei 73 presepi, saranno sottoposte al voto popolare per poi stabilire il vincitore. E poi il Giro Presepi, questa iniziativa che va avanti già da 19 anni, possiamo dire che il Friuli è un unico grande presepe, da Tarvisio a Muggia a Sacile, perché credo non ci sia località o paese dove almeno un piccolo segnale di presepe non ci sia. Noi ne abbiamo censiti 167 per oltre 2000 natività. Abbiamo fatto una collaborazione con Promoturismo per promuovere 20 siti La Magia del Natale, che sono promossi anche all'estero, quelli che possono essere raggiunti dai gruppi
penso per esempio a Pofabbro, penso al presepe delle Orsoline di Cividale, penso al presepe di Sabbia di Lignano, al presepe di Mosaico di Spilimbergo, oppure quella bellissima località di Grado dove in ogni angolo ci sono dei presepi. Quindi grandi iniziative, e poi saremo presenti la prossima settimana al Consiglio regionale con l'esposizione di una quindicina di opere di artisti friulani. Quindi attraverso questo QR code si stabilisce, cioè si riesce a capire dove si trovano i presepi in regione sostanzialmente, sì, no? Esatto, e così ognuno si costruisce il percorso che ritiene più opportuno, perché sono indicati i presepi che sono in movimento, che sono nelle piazze, e quindi ognuno, anche le varie località, e uno quindi si gestisce il percorso come ritiene opportuno, e questo mette in moto anche un turismo slow, quel turismo di piccoli gruppi di famiglie che vanno a visitare i nostri borghi nella nostra regione. Credo che sia questa una cosa molto importante. Fino a fine gennaio la possibilità di... Diciamo fino a fine gennaio, perché ogni località decide proprio autonomamente il periodo, ma diciamo che da adesso fino a fine gennaio si possono visitare tranquillamente. Molto bene, termina qui anche a voi la linea, alla prossima, arrivederci.